Oggi facciamo Montorso, Bovolone, Roverchiana, Sanguinetto, Oppeano e Isola Rizza. Buongiorno. Che sono uno E non è sempre colpa di Roma, visto che non l'ho è abbracciato, anche colpa di chi amministra la regione. il Presidente dovrebbe anticipare i tempi e anticipare i problemi e dare delle indicazioni. Mi sembra che stiamo vivendo una regione un po' a caso, non con una strategia. C'è un abbattimento forte del costo del lavoro, quindi un taglio delle tasse importante. Faremo una proposta anche sul Veneto e potrebbe essere anche quello del recupero credito. Perché in Italia ci sono ancora le regioni a statuto speciale? Sa cosa possiamo fare noi veneti? Avere le stesse prerogative di Trentino e Friuli. Io credo che questa sia la chiave giusta. Mia figlia ha studiato a Trento ed abbiamo visto un'eccellenza. Mentre purtroppo in Regione Veneto non li abbiamo saputi Dopo il Veneto spendere. funziona. C'è una nuova classe dirigente però, che nuova, giovane, che si sta dando da fare. Guarda, bisogna dare fiducia ai ragazzi, sono tanti bravi. Bravi anche quelli che non hanno lavoro e non trovano lavoro. Pensavo più alto. No, sono piccola. No, ma nella botte piccola c'è il buon vino, si apprezza, vero? Certo. Ho in mente di proporre nel Jobs Act Veneto proprio un settore specifico per l'imprenditoria femminile. Faccio il tifo. A chi la dedico? Loretta. Eccoci qua arrivati. Sono Isola Miori. Possono essere dei tecnici che sappiamo bene come vengono nominati, decidere se un impianto va bene e se quella zona lì è una zona che può ospitare quel tipo di impianto. Questo progetto della discarica di amianto. Tante belle cose Alessandra, fai bene. Il settore degli hobbisti, piccoli artigiani e molte donne sono di questo settore, cioè donne che si rimettono a lavorare con la manualità, con la creatività, un aiuto in termini fiscali, in termini burocratici. Non possiamo sempre dare la colpa a Roma, non possiamo sempre scaricare sugli altri responsabilità. Noi da 10 anni a questa parte viviamo un ruolo da comparsa. E credo che ci siano tutti gli strumenti per poter far ripartire il Veneto. Ci sono gli strumenti, basta volerli usare.